La situazione di difficoltà in cui si trovano ad operare a causa della cronica carenza di personale i medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro è stata al centro di una riunione tra sindacati di categoria e vertici dell'ASL di Nuoro convocata dal prefetto nell'ambito delle procedure di raffreddamento dell'avvertenza previste dalla legge 146 del 90. I sindacati FP-CGL, CISL-FP, UIL-FPL, AROI, EMAC, ANAO, Assomed, Cimo, Fesmed e Fasid, che alcune settimane fa avevano annunciato lo stato di agitazione del personale, hanno ribadito in sede di raffreddamento dell'avvertenza che non c'è stato alcun miglioramento della situazione, anzi si è registrato un ulteriore peggioramento. Dal canto loro i vertici della ASL, nel sottolineare i limiti di mandato e di poteri, hanno elencato le misure tampone adottate. Al termine della riunione, durata alcune ore, le parti hanno deciso di coinvolgere le autorità regionali competenti, dall'ATS all'assessorato regionale alla sanità, per arrivare ad un risultato concreto entro la fine di novembre. Se così non dovesse essere, i sindacati hanno già annunciato per i primi di dicembre un inasprimento delle misure di protesta.